Siamo alle battute finali di questi campionati di terza che si stanno svolgendo qui al Boomerang Club di Ponte San Nicolò. Gioia Guiotto e Alessandro Paunescu sono loro i nuovi campioni regionali veneti di terza categoria, titoli conquistati a Padova sugli impianti del Boomerang Club di Ponte San Nicolò. Gioia Guiotto, 3-1 portacolori del Green Garden Mestre, è salita sul gradino più alto del podio superando in finale la 3-2 Alice Bertazzon dell'Open Park Tennis col punteggio di 6-0-6-4. In semifinale aveva incontrato la 3-3 Sofia Antolini del CT Vicenza, imponendosi per 6-3-6-0. Nel tabellone maschile la vittoria è andata alla 3-2 Alessandro Paunescu del CS Plebiscito Padova, che in finale ha sconfitto Marco Del Favero 3-2 del Tennis Patavium, 6-3-6-0 il verdetto. In semifinale Paunescu con un doppio 6-4 aveva fermato il 3-1 Stefano Tacchini del TC Padova. Nonostante le bizze del meteo e lo spostamento di sede a ridosso delle fasi finali, il torneo ha registrato una partecipazione di gran lunga superiore alle aspettative, con 71 iscritte nel tabellone femminile e 182 iscritti in quello maschile. Insomma, un successo che conferma quel fermento che sta caratterizzando il mondo tennistico veneto. Facciamo il bilancio di questa manifestazione. Siamo molto soddisfatti perché siamo partiti con un problemino. Ci siamo trovati costretti a dirottare la manifestazione su un altro circolo, cioè sul Boomerang Club, che anzi ringrazio perché in extremis mi ha dato una mano e ha ospitato i campionati regionali di terza, che in origine avrebbero dovuto svolgersi in un altro circolo, ma per motivi tecnici siamo stati costretti a spostare appunto la manifestazione. Comunque il torneo ha avuto un grande successo, abbiamo avuto 250 iscritti circa. L'anno scorso in maggio, nello stesso torneo, cioè campionati regionali di terza, ne abbiamo avuti 170, quindi direi che i numeri testimoniano a nostro favore. Mi dispiace per le condizioni dei campi che almeno nella parte iniziale del torneo non erano ottimali, in quanto sono stati coperti un po' in ritardo e quindi erano umidi. Credo che con il passare dei giorni il problema si sia risolto o quantomeno attenuato. Per il resto siamo molto soddisfatti e direi che questa è la manifestazione conclusiva della stagione 2015, che in generale è andata bene, i numeri sono in continua crescita, in continuo aumento. Direi che il tennis veneto è sugli scudi. I campionati di terza rappresentano una categoria che sta dando parecchio al tennis. Sì, infatti quest'anno abbiamo avuto molte richieste per tornei di terza categoria e anche per tornei open che hanno avuto molto successo. È difficile accontentare tutti perché inevitabilmente si incorre in qualche sovrapposizione, difatti diventa sempre più complicato fare il calendario tornei, ma noi cerchiamo di accontentare tutti i nostri affiliati. Il successo è stato condiviso con il Boomerang Club, il circolo che in pochi giorni è riuscito a predisporre in tempi rapidi l'accoglienza dell'esercito di racchette regionali. Certo, abbiamo coperto tutto prima, apposta per il torneo, proprio per dare continuità soprattutto e con le date strette che avevamo, anche perché prossimamente ne abbiamo un altro, quindi sì, siamo riusciti insomma in tempi brevi a mettere in moto la macchina. Siete riusciti a fronteggiare facilmente l'arrivo di questi atleti? Sì, abbiamo chiesto ai soci ovviamente ai nostri di portare pazienza per una settimana, magari a trovare altri orari per giocare. Ecco. Per il Boomerang all'inizio di stagione segna anche qualche novità. Sì, abbiamo cambiato un po' la situazione dei maestri. Quest'anno abbiamo un nuovo maestro e adesso ha intrapreso l'attività praticamente della scuola. La sta riprendendo in mano in toto proprio, in tutte le sue sfaccettature, dall'atletica a tutto il resto, e stiamo costruendo questa nuova scuola.
150 iscritti nel singolare del tabellone maschile, 50 nel femminile, 16 coppie nel doppio maschile, 11 nel doppio femminile e 8 nel doppio misto. Sono i lusinghieri numeri che hanno caratterizzato i campionati regionali di quarta categoria e che hanno dato vita ad una lunga sequenza di incontri. Per 2 settimane la competizione si è svolta sui campi del Tennis Palladio 98, che ne ha curato l'organizzazione, ma a causa del maltempo l'epilogo è andato in scena nelle strutture del CT Costa Bissara. Nel singolare maschile lo scudetto regionale è andato a Federico Cardani, 4-5 del TC Sant'Orso, che con un doppio 6-2 si è imposto su Gaetano Bortolotto, 4-1 del TC Malo. Per il tennista, che in passato ha giocato in seconda categoria, si è trattato di un felice ritorno sui campi da gioco, dopo che per anni ha disertato i tornei. Abbiamo visto un grandissimo ritorno sul campo. Sì, devo dire che è andata molto bene, al di sopra delle mie aspettative. Per essere 9 anni senza fare un torneo, devo dire che è andata molto bene. Ha vinto l'esperienza oppure qualche errore dell'avversario? Ma secondo me più un po' di esperienza e anche ero più riposato di lui, perché ha fatto una semifinale molto dura, mentre io sono andato via abbastanza facile invece. Durante questo torneo qual è stato l'avversario che ti ha dato più filo da torcere? Cumerlato sicuramente, nei quarti secondo me è già un buon terza categoria, assolutamente. Adesso che hai ripreso continuerai? Sì. L'intenzione è quella di tornare in seconda categoria il prima possibile. Come mai questo stop durato anni? Forse ero arrivato a un punto di rottura col tennis, invece adesso mi sento di aver fatto pace con questo sport, perciò sono contento. Cosa è cambiato? Sono maturato. Ho una persona a fianco che mi sostiene molto, che è la mia compagna, e per fortuna c'è sempre Luca che è disponibile a farmi allenare e a farmi giocare. Adesso si ricomincia a lavorare seriamente, duramente, in vista del prossimo anno? Sì. Adesso fino almeno febbraio-marzo farò una buona preparazione in palestra e atletica e dopo mi concentrerò sulla terza categoria. Ma ti aspettavi questa vittoria oggi? No. Ho affrontato partita per partita, sono partito dal primo turno proprio, ho fatto 9 partite con questa finale, perciò me lo sono conquistato giorno per giorno. Però alla fine la stoffa del campione è emersa. Stoffa del campione non lo so, di sicuro la tecnica imparata da bambino, quello sì. Nel femminile, Micaela Cincova, 4-1 portacolori del Val d'Alpone, ha superato Laura Curti, 4-1 del CT Vicenza, con il punteggio di 6-1-6-0. 2 incontri e 2 vittorie, un bottino prestigioso oggi. Sì, è stato anche abbastanza faticoso, direi. Qual è stato più faticoso? Beh, il singolo mentalmente, adesso il doppio anche un po' fisicamente. Però era nell'aria un po' questa vittoria, questa duplice vittoria. Sì, io volevo vincere il singolo e poi con la mia compagna Elisa eravamo pronte per vincere il doppio. Qual è stato il momento più difficile di questo torneo? Forse un po' agli inizi e poi è andata sempre meglio. Nel doppio maschile si sono confermati i campioni veneti Paolo De Rossi, 4-5 del TC Padova, e Michele Mosele, 4-3 sempre del TC Padova. Nel doppio femminile Micaela Cincova si è concessa il bis, vincendo la sfida in coppia con Lisa Gregori, 4-1 del CS Plebiscito. Infine, nel doppio misto a conquistare il titolo sono stati Astrid Donhauser, 4-1 del TC Palladio, e Carlo Rossato, 4-2 del TC Costa Bissara. Giudice arbitro della manifestazione Giuliano Cacciavillani, che è anche delegato provinciale per Vicenza. Giuliano Cacciavillani, facciamo un bilancio di questo torneo. Il torneo è stato alquanto impegnativo proprio per il numero degli iscritti, sia i maschi che sono stati 150 e le femmine 50, una cosa abbastanza non normale per i tornei. Essendo regionale probabilmente molti cercavano di arrivare a questo torneo, che è uno degli ultimi tornei che vengono fatti nella provincia di Vicenza e nel Veneto. Direi poi che l'impegno è stato anche
un po' più gravoso, chiamiamolo, in quanto ci sono stati anche i doppi, il doppio maschile, il doppio femminile, il doppio misto, che si sono incrociati, dove hanno partecipato persone degli stessi tornei, per cui c'è stato un po' un problema di incroci di giocatori, dove abbiamo fatto veramente un grosso impegno di lavoro, dove siamo riusciti a fare addirittura 30 o 40 partite nella stessa giornata. Dal punto di vista tecnico? Dal punto di vista tecnico direi che abbiamo avuto 28-4-1 e si sono veramente dimostrati all'altezza. Molti di questi, fra l'altro, saranno quelli che passeranno alla terza categoria. Presidente Bettini, un grandissimo successo quest'anno per questo torneo. Sì, siamo molto contenti e soddisfatti della riuscita della manifestazione. Tantissimi giocatori a riprova che il tennis tira molto e sta andando molto bene. Siamo riusciti a fare qualcosa tipo 270 partite, per cui bella riuscita e grande soddisfazione. Quindi un grande successo anche per il Palladio 98. Sì, guarda, il circolo che io ho l'onore di presiedere crede molto nell'attività sportiva agonistica, per cui oltre al challenge che abbiamo organizzato a maggio, altre manifestazioni, un open a luglio femminile, questo è appunto la chiusura ufficiale e continueremo a farlo anche nei prossimi anni. Se la federazione con la quale collaboriamo, abbiamo un ottimo rapporto, la nostra disponibilità a organizzare manifestazioni ci sarà sempre, anche durante il periodo invernale. Questa comunque è una manifestazione storica per il vostro circolo. Sì, sono parecchi anni che abbiamo la fortuna di avere che il comitato regionale ci concede la possibilità di ospitare i campionati di quarta categoria.